non può pensare più a niente. Nessuno sa che anticamente nei terreni, nei vigneti siciliani veniva usato da ucampere, che era il guardiano dei campi, e quando lo suonava era di duplice funzione. La prima era quella di passarsi il tempo, perché stava tutto il giorno a guardare la proprietà del feudatario, del vassallo, no? O del viceré, all'epoca c'erano. La seconda era quella di allontanare chi era il malintenzionato, cioè dire: guarda che io sono qua, sto visionando, ti do un avvertimento con questo suono, quindi se tu hai cattive intenzioni è meglio che facci liscio, no? Come si diceva da noi, passi avanti. Quindi all'interpretazione si direbbe che questo suono porta buone cose, porta fortuna e quindi allontana i cattivi pensieri. Quindi se la nostra collaboratrice mi mantiene un attimo il microfono, io ho il piacere di fare due nengavarrate per voi. Si tiene da questa parte la parte tonda, queste sono le parti fisse dove si abbinano i denti, e questa leva qui, vedete, in spagnolo la chiamano arpa de bocca perché è come se fosse un'arpa, fa interno ed esterno alla bocca per creare poi il suono che ascolterete. Quindi viva la Sicilia! Sempre e ovunque contro l'ala avversa. Complimenti ancora, facciamo ancora un applauso per Giuseppe. Bene, tutti